Porta dei Marmi, un applauso per gli amici di Porta dei Marmi. Cittadini che suonano, bravo, Che devi passare sempre. E l'assessore alla cultura Cecilia Vergaglio, grazie. E allora è dovere farlo consegnare alla Grazie. Grazie. E amici del porto banchistico di Lodi Ligure, Armando Marengo, ecco la vostra. E grazie ancora per questa visita. Grazie a voi. Benvenuti.
bande. Quest'anno, l'anno scorso era ospite la banda dei pompieri di Torino, quest'anno diamo il benvenuto al complesso bandistico La Marinara di Porte dei Marmi. Insieme al nostro corpo musicale Romualdo Marenco hanno sfilato per le vie del centro. Adesso ci sarà il concerto nel complesso bandistico La Marinara di Porte dei Marmi e questa sera alle 21:15 a San Nicolò ci sarà il concerto del nostro complesso musicale Romualdo Marenco. Questo scambio culturale tra diversi complessi bandistici è un fatto credo positivo per noi che abbiamo un corpo musicale importante, perché siamo orgogliosi di avere questo corpo musicale. Questo scambio culturale credo che arricchisca noi e credo che anche per gli ospiti credo che sia un appuntamento importante. Io non mi voglio dilungare perché il tempo è poco e siamo qui per ascoltare la musica. Io vorrei, insieme all'assessore alla cultura Cecilia Vergaglio, consegnare alcuni doni al direttore del complesso bandistico La Marina. Il maestro. Grazie, buonasera a tutti, buonasera.
applauso con Mary Poppins.
venuti con noi questo pomeriggio e ci hanno deliziato con la loro musica. Un saluto particolare al direttore Andrea Della Domini. Andiamo a cominciare questo concerto con la Gran Marcia dello Sport, tratta dal balletto Sport di Romualdo Marenco. Sul finire del secolo, la felice combinazione del periodo risorgimentale ispira ottimismo economico e fiducia nel progresso all'intera società. Anche il balletto, come la poesia, si fa iconastico, ampliandosi in spettacolarità e virtuosismo e portando sulla scena grandi masse raffiguranti in imponenti scenografie allegoriche. Nasce allora il ballo grande italiano e conosce un vero trionfo nei due ultimi decenni, soprattutto per merito di Luigi Manzotti. Fu arrivato dalla musica di Romualdo Marenco e dalle scene di Alfredo Edel, nel 1881 Manzotti compone il gran ballo allegorico storico Excelsior, esaltazione della tecnica e della civiltà, a cui faranno seguito Amor nel 1886 e nel 1896, in coincidenza con la prima Olimpiade dei tempi moderni ad Atene, il Marenco compose il ballo Sport, andato in scena per la prima volta al Teatro della Scala di Milano il 10 febbraio del 1897. Ancora una volta la scelta del soggetto prese spunto da eventi della vita contemporanea. Dal balletto Sport vi proponiamo l'ascolto della marcia dello sport nella trascrizione per banda curata dal nostro maestro Massimo Forti. Dirige l'orchestra il maestro Massimo Forti.
all'epoca per banda. È stato grazie all'aiuto del maestro Massimo Fogli se abbiamo iniziato questa collaborazione con la banda di Forte dei Marmi, la Marinara. Grazie per aver partecipato, anzi dobbiamo organizzarla in modo tale che possiamo mangiare con calma, arrivare qua e tornare allo strumenti con calma, perché abbiamo fatto un po' tutto di corsa. Comunque grazie. Quindi pregherei il maestro e il presidente di Forte dei Marmi di venire qui, vicino a me. Vabbè. Un ringraziamento va sicuramente ai commercianti di Largo Valentina che ci hanno accolto con un bel rinfresco all'inizio del nostro incontro. Quindi un grazie soprattutto a loro, un grazie alla Novi e alla Carrefour che ci dà la possibilità di omaggiarli con i suoi prodotti svizzero, no, Novi. Per questo noi ringraziamo innanzitutto il Cavaliere Rebecca, la signora sul pullman avete già uno per ogni musicista. Siamo stati grazie a loro. Permettetemi anche di ringraziare una persona del nostro gruppo che ha fatto da tramite con la Novi, che è Claudio Turino. Che ci ha dato la possibilità di avere tutti i leggi per voi, perché dobbiamo unire un po' le forze. E dal punto di vista tipicamente bandistico, ho modo di dire, questo è il nostro CD. Grazie. Noi abbiamo pensato di omaggiarvi in uno spartito musicale che è la marcia Generale Carenzi, Romualdo Marenco, siete qui nell'ambito comunque del Festival Marenco ed è con la trascrizione di Andrea Ottoni che è stato il nostro presidente. Grazie. Della nostra rivista di Forte dei Marmi. Grazie. Più abbiamo il nostro vino tipico. Grazie. Un libro sulla storia di Forte dei Marmi. Forte dei Marmi è un paese giovane. Noi, la nostra storia, la nostra storia è legata molto al Ducato di Toscana. Forte dei Marmi è stato, tra virgolette, fondato dagli Asburgo-Lorena, che era un fortino per difendere la spiaggia dalle incursioni saracene, da lì poi si è sviluppato il nostro paese. Però le origini sono ancora più vecchie, perché Michelangelo Buonarroti, su indicazione di Papa Leone X, allora i papi comandavano cultura, a volte comandavano di più, e obbligò Michelangelo per fare le opere a prendere il marmo a Seravezza. E la parte lì della Versilia storica, era un enclave del Granducato di Toscana.
Michelangelo poi per trasportare il marmi dall'Altissimo, che verrà a Forte dei Marmi, a Civitavecchia, e da lì le veli salivano fino al Vaticano e a San. Le origini sono abbastanza lontane, anche se le tracce sono esigue per quanto riguarda la storia del paese poi è nato 250 anni dopo. Niente, questo qui è il libro che la signora ho donato, poi faremo dono anche all'amministrazione comunale, raccoglie un po' la storia del nostro paese. Poi abbiamo un libro sul nostro concittadino, attore Renato Salvatori, che si ricorderà di Rocco e i suoi fratelli, Rocco Pampelli, il nostro concittadino Renato Salvatori, della storia sua. E abbiamo anche un libro sulla pittura, si chiama L'estate incantata, una rassegna di pitture che abbiamo fatto anni scorsi, molto significativa, che riguarda pittori che hanno poi soggiornato a Forte dei Marmi. Poi c'è una piccola illustrazione turistica di Forte dei Marmi. Facciamo un dono anche all'amministrazione comunale, al sindaco. Grazie di averci ospitato, e all'assessore alla cultura, non so se è qua presente. Bene, e con questo io vi invito a Forte dei Marmi, avremo modo di trovarci d'accordo se potete contraccambiare la visita. Grazie dell'ospitalità, siete stati molto cortesi e gentili, mi spiace che abbiamo fatto un po' tardi, ma purtroppo ci sono gli inconvenienti, abbiamo avuto l'inconveniente col pullman che ci ha fatto ritardare un pochino. Grazie a tutti, grazie all'amministrazione comunale, alla banda, al maestro Fogli che avremo ospite la prossima settimana da noi per un piccolo stage bandistico. Bene, vi lascio alla che anche il corpo musicale del Comando Marino, cioè noi tutti siamo genitori adottivi di un palco del Teatro Marino. È una cosa fresca, quindi dovevamo festeggiarla subito come concerto. No, abbiamo fatto delle ricerche molto approfondite e sappiamo che la banda non ha mai suonato in teatro. Quindi io penso che ci tocchi proprio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Non funziona. Ne approfitto anch'io per ho già fatto oggi pomeriggio. Abbiamo donato anche noi dei libri sulla nostra città al corpo bandistico di Forte dei Marmi, e li voglio ringraziare per la loro visita e ringraziare perché hanno accettato il nostro invito, e abbiamo apprezzato moltissimo il vostro concerto di pomeriggio, e spero che ci sia un'altra occasione per poter ascoltare la vostra musica, e vorrei fare complimenti nuovamente al nostro corpo bandistico, che anche questa sera ci hanno deliziato di musiche straordinarie, e devo fare complimenti al maestro Fogli non soltanto per il programma, ma anche perché ha compreso all'interno del programma un brano del nostro Marino. Credo che dovrebbe essere quasi obbligatorio credo che, come dicevo oggi, questi scambi culturali sono importanti perché intanto danno la possibilità di ascoltare altri corpi bandistici che
credo che questa iniziativa Allegro per Bande vada continuata, lo abbiamo fatto negli anni scorsi, con qualche anno di interruzione, lo abbiamo ripreso e credo che sia davvero un appuntamento importante che deve crescere ogni anno sempre di più. E quindi penso che l'esperienza dell'anno scorso, di quest'anno ancora di più, sia un'esperienza positiva. Voglio dire questo, che questi scambi culturali sono importanti, tant'è che oltre alla giornata di oggi, che ritengo estremamente utile e positiva, il 22 e il 23 ottobre ospiteremo qui a Novi, il 22 l'Orchestra Verdi all'interno, diciamo, del Festival Marenco, e il 23 sempre l'Orchestra Verdi sarà a Tortona, perché ci sarà questo scambio tra il Festival Marenco e il Festival Perosi di Tortona, perché vogliamo far sì che, insomma, non soltanto Marenco ma questi scambi possano essere utili, importanti, piacevoli, credo anche per i nostri cittadini che amano la musica. Quindi il prossimo appuntamento sarà questo. Volevo ringraziare Anna per tutto il lavoro che fa insieme a tanti altri che si dedicano alla banda quotidianamente e insomma l'impegno è questo. Certo, il corpo bandistico Romualdo Marenco si esibirà al teatro. Ora, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, giorno più, giorno meno, diciamo, ma il teatro ormai è quasi pronto. Naturalmente una struttura come quella storica, come quella del teatro, che va, come dire, attrezzata con tutte le strutture moderne e le norme di sicurezza, non è una cosa semplice, non è stato semplice. Quindi noi avevamo previsto di inaugurarlo in questi mesi e comunque ci sarà l'inaugurazione, credo, nel giro. Non mi voglio prendere un impegno con una data perché non siamo in grado di dire il giorno tale, però sta di fatto che i lavori procedono e stanno per concludersi. Quindi io non so quando inaugureremo, so di certo che appena sarà inaugurato poi ospiteremo il corpo bandistico all'interno del teatro per un grande concerto. Quindi questo credo che sia non un impegno, ma insomma una cosa che dovremmo assolutamente fare, e non sarà solo quel concerto, ce ne saranno tanti altri all'interno del nostro teatro. Ho approfittato, diciamo, di questa occasione anche per dire queste poche cose. Grazie nuovamente a voi, grazie al corpo bandistico di Forte di Marmi e la Marinara, grazie a voi per la vostra presenza e buona serata e buona ascolto.
spero che sia valsa la pena e vogliamo bene la nostra banda musicale, tutte le bande musicali, la nostra banda suonavamo, vedevo tanti loro felici perché quando passo davanti ricorda la musicale e la banda è l'unico mezzo che anche chi non vuole suonare può andare a suonare sotto la finestra, insomma, quindi anche chi non c'è voglia di andare a suonare sotto la finestra, diciamo, è l'unica compagine, l'unica popolazione che può spostarsi avanzando. Quindi siamo orgogliosi di vedere la società romana, di avere una banda del paese, le amministrazioni regionali sono venuto in stretto contatto e grazie appunto anche alla Silvia, Presidente della Repubblica, che punta direttivo della banda musicale, dandogli appuntamento al prossimo concerto che anch'io non so ancora quando è, il nostro sindaco non so ancora quando c'è, quindi per tempo, però sicuramente sarà visitato e quindi aspettiamo. Salutiamo, ringraziando la Milena sempre per la presenza gentile e per la presentazione così si capisce un po' di più cose che vogliamo sentire, con una marcia per Autostraccia che è stato anche lui un italiano che è emigrato da via una fortuna a prendere uno studio di New Jersey alla fine del Novecento per poi tornare in Italia e un pochino prima poi entrare in Madonna che era a Sanremo nel 1936 e ha lasciato della situazione di musica molto carine, tra cui questa marcia che è stata trovata da banda nascente e è stata pubblicata e poi ritornata qui da noi. Grazie ancora a tutti, buonanotte e buona domenica.